Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Come vi dicevo nello scorso video, questa settimana torniamo a lavorare sulla cucina. Ma prima di cominciare volevo ringraziarvi tanto per il feedback nel video del tavolo schizzato alle stelle. Detto questo, prima di cominciare vi spiego un attimo che cosa andremo a fare oggi. Benissimo, arrivati qua su Fusion, l'isola si presenta in questa maniera. Avrà questa parte dove ci saranno ante, cassetti e sempre antine, un tagliere gigantesco che è 1 metro per 60 di profondità, 2 fuochi, il top è sempre fatto in lamiera, mentre dall'altra parte c'è questa rientranza qua che sarà dove gli ospiti staranno. Sì, perché quest'isola qui funziona sia che la gente si mette qua in piedi a cucinare, ma sia se si vuole fare 4 chiacchiere o intrattenere in qualche modo, si può far sedere qui su degli sgabelli i nostri commensali. Le parti della cucina sono così composte. Abbiamo una struttura di base, che è questa qui, che mi servirà semplicemente per inforcarla col transpallet sia davanti che qua ai lati. L'isola di per sé è composta da questi pannelli, come vedete, mentre qua davanti andranno fatti semplicemente dei cassetti. Ora qua ne ho disegnato solo uno, ma è da riportarlo per 5. Andranno fatte le altre 3 ante, semplicemente per stoccare prodotti e materiali vari. Qua dentro in verde che vedete è la bombola del gas che farà andare i 2 fornelli, e in più verrà fatto un attacco esterno per eventuali altri attrezzi, come avete visto magari nel video insieme a Matli, ve lo lascio qua in alto nelle schede. È stato usato un forno per la pizza a gas, in questo caso senza mettere altre bombole, ne abbiamo già una nell'isola. Facendo un attacco dall'esterno si collega direttamente, tac, è tutto molto semplice. A differenza dell'altra volta, la prima parte da fare non sarà la struttura di base, ma partiamo da questo top, quello in lamiera. Vi chiederete perché? Semplicemente per una questione di tempistiche. Bisogna registrare un video e quello che serve è il top. Basta, è l'unica cosa che si vede nel video, per cui cominciamo da questo. Magari qualcuno qua si starà chiedendo come mai sto utilizzando un pezzo di USB sotto il seghetto alternativo. Bene, facendo esperienza dall'ultima volta che ho fatto un top in lamiera, ho notato che le chips di metallo vanno a bloccarsi sotto e un po' mi vanno a rigare la lamiera, quindi questa volta ho incollato con un po' di colla a caldo semplicemente sotto e è venuto tutto perfetto. Bene, piano posizionato, risgrassato, teli per la copertura. Stamattina ho rifatto anche tutti gli angoli lucidati, sistemati perché facevano un po' schifino. La finitura che c'è da dare è questa qui della Saratoga, dato anche sull'altro piano. Invece di metterla a pennello, questa volta proverò con queste spatole di gomma, tirando in modo che cada per terra. Vediamo se viene meglio. E quindi 3, 2, 1, via. Non è male finora. E ovviamente non è affatto venuto bene. Il problema che c'era con questa finitura era che, stendendola a pennello come consigliava sulla scatola,
C'è scritto che ha un tempo di asciugatura tra i 5 e i 7 minuti a 20 gradi e lì in falegnameria ne avevamo quasi 30, per cui non facevo tempo a stenderla che si stava già asciugando e veniva molto molto male. Quindi con l'acetone tolgo tutto e intanto passiamo a fare la struttura interna del top. Perfetto, arrivati a questo punto devo passare a fare il tagliere. Avrà una dimensione di 1 metro di larghezza e profondo 60. Avrà semplicemente un'unione a L che va ad appoggiarsi sul bordo del tavolo e lo farò con questo. Questo qui è un vecchio pezzo che c'era qua, che aveva già acqua, che ha preso acqua. Qua è tutto alzato, qui si è tutto ingrigito, però sotto in parte è recuperabile. Ci sarà sicuramente un bel po' da levigare. Evviva! Certo che c'è da levigare. Quindi adesso passo a sezionarlo. Faccio tutte le coste belle fresh pulite. Lo porto più o meno a misura, nel senso che lascerò un po' più di profondità, farò a 61 giù di lì, così dopo lo rifilo quando è terminato. E poi il collo, levigato, vabbè dai, insomma solite robe, sapete già, inutile che non sto qua a spiegarvi che siete più bravi di me a fare le cose voi. Oh. Quindi la prima è stata levigata, che era anche quella messa peggio. Fatto grana 40 per la maggior parte, poi matita e grana 80. E fa la stessa identica cosa, ve la risparmio.
Chiudiamo la giornata qua con tagliere fatto, usato questo sistema di pinzaggio, sistema di quello che volete, che da qui ha pure un aspetto ambiguo. Domani finisco il tagliere, do una nuova finitura al piano e poi è pronto. Quindi a domani. Qui è sicuramente un trucchetto che molti di voi conoscono per tappare alcuni buchetti che sono rimasti. Praticamente uso semplicemente della colla per legno e la polvere che è rimasta nel filtro della levigatrice. Questa qua unita forma una specie di stucchino, diciamo, che è dello stesso colore, quindi si riesce a riempire e a risolvere il problema con poco, quindi super consigliato. Ottimo, e anche questa prima parte è terminata. Nel prossimo episodio invece vedremo come fare la struttura di base e l'isola di per sé. Per cui io vi ringrazio sempre tutti per il supporto e noi ci vediamo come sempre il prima possibile in un nuovo video.